Bella a tutti, raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video, nel video post partita di Frosinone Cagliari finita per 2-2. Io veramente non so più che dire, non so più che dire, non, non ho più parole, ma proprio zero, 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 zero. Probabilmente potrei andare anche contro molti, potremmo sicuramente con molti avere delle idee totalmente discordanti. Però io sinceramente, senza varie ipocrisie, io non perché non sono tifoso del Cagliari, sia chiaro, ma io ho sperato che annullassero il gol di Lavadula, cioè il gol di Pavoletti, che tra l'altro era palese anche a occhio nudo che Lavadula fosse in fuorigioco, ma tralasciando quello, perché non possiamo sperare ogni cazzo di volta di pensare di riaggiustare la partita negli ultimi 5 minuti. Non è possibile. Non si può continuare andando avanti così. Non si può. Non si può. Io non capisco perché abbiamo sta mania del concentrare 90 minuti di partita negli ultimi 5. Io so allibito. Cioè, da quando il Frosinone è passato in vantaggio, il Cagliari non ha fatto un cazzo. Non ha fatto un cazzo. Poi io non c'ho parole. Non c'ho veramente parole. Comunque, gol di Luvumbo, bello, bello il lancio di Carboni. Luvumbo l'unico che negli ultimi tempi, insieme forse un po' alla Padula, regge un po' la baracca, ma più Luvumbo di la Padula. Bellissimo il gol, però di contro una cappellata difensiva immane. Immane, perché sul gol del pareggio del Frosinone c'è Obert che non riesce a fare bene la linea e tiene tutti in gioco. Carboni che perde completamente la marcatura e Radunovic che è alto 2 metri e un frigorifero che non riesce a piana palla. Radunovic tra l'altro tolta la parata col Pisa, male male ragazzi, Radunovic veramente male male e io continuo a dire, poi venitemi a dire che Cragno era una pippa, però vabbè, c'è ancora chi dice che Cragno è una pippa dopo aver visto Radunovic, però oh, De Gustibus, potrei sbagliare io, ci mancherebbe. Poi vabbè, il gol del 2-1 del Frosinone c'è veramente poco da dire. Purtroppo quando ti segna uno che porta il nome insigne sulla maglia, un gol così te lo puoi anche aspettare, quindi ci sta, purtroppo ha fatto un Eurogol. Scusate, avevo stoppato un attimo il video. Ha fatto un Eurogol e lì adesso non mi ricordo bene come cominciò l'inizio d'azione del Frosinone, devo essere sincero. Però su quel tiro lì c'è veramente poco da dire. Lì Radunovic non poteva fare niente, così come la difesa non poteva fare niente. Purtroppo il famoso tiragira fenomenale, il cognome è quello e ha fatto un gol della Madonna. Complimenti però alla Padula per aver avuto l'ingegno di rimediare un rigore in quel lasso di tempo. È stato bravo ed è lì che io apprezzo la Padula come giocatore. Anche se continuo a vederlo comunque assente, comunque nel gioco del Cagliari, continuo a vederlo un po' un corpo estraneo e non è una cosa che mi fa molto molto piacere. Però comunque è lui che ci ha rimediato il rigore ed è lui che poi lo ha segnato, che non è cosa da poco. Vedi si spalla, quindi ha un applauso alla Padula, un applauso a Pavoletti che tra l'altro ha anche segnato de piede, quindi quando succede è un evento più unico che raro. Però scherzi a parte, io ho sperato che si rendesse conto del fuorigioco, che era evidente fin da subito, ma perché ci dobbiamo imparare a capire che le partite durano 90 minuti. E per carità, è bello a volte vincere una partita immeritatamente, agli ultimi secondi, lottando fino all'ultimo, ok? Ma non è possibile applicare questo ragionamento in ogni fottuta partita.
perché il Cagliari, tra l'altro, ogni volta che passa subito in vantaggio, o che comunque passa in vantaggio in generale, non gioca più, perché dopo il gol dell'1-0, il Cagliari, volendo, poteva avere altre 1000 conclusioni da poter sfruttare, poteva fare chissà quante contropiedi, invece giocavamo con un ritmo compassato. Là davanti ci arrivavamo proprio molli, senza mordente, senza cattiveria. Ogni volta la incominciamo a tirar fuori quando praticamente è già scoccato il 90°. Ma non si può giocare così tutte cazzo di partite, no? Tra l'altro, ieri, perché è stata giocata ieri, due dei peggiori in campo sono quei due che non mi sarei mai aspettato potessero essere. Poter, poter, vabbè, mi sono un attimo inceppato, scusate. Ovvero Rogge e Nandez. Ieri male, male tutti e due. Però anche qui c'è il tifoso che vive di campanilismi giornalieri e quindi dalla partita di ieri, perché dalla partita di ieri, Rogge è sempre stato una pippa. Questa è una delle cose che ho letto. E Nandez non è un giocatore da Serie B. No, che non è un giocatore da Serie B, perché è un giocatore da Serie A. Parliamoci chiaro. Cioè, mo perché hanno fatto una partita di merda, tra l'altro una delle poche, perché loro due veramente una delle poche, giocatori inadatti. Ma si sta ma rende conto? Rogge e Nandez in Serie B giocatori inadatti. Ma io ci vorrei avere 11 giocatori inadatti. 11. Tra l'altro ieri, fortunatamente, abbiamo visto Kurfalidis. Kurfalidis che è stato uno di quelli che mi è piaciuto di più. Di tutta la squadra, sinceramente, non ce n'è uno che salvo, forse Luvumbo. Tra tutti, Luvumbo è quello che almeno a una sufficienza ci arriva. Tutti gli altri comunque navigano nell'insufficienza, anche se non gravissima. Anche Kurfalidis, però ho apprezzato il vederlo in campo, perché ho visto uno che aveva voglia. Anche se su alcune cose l'ho visto ancora un po' nemmeno acerbo, indeciso, molto molto indeciso. Però è stato uno di quelli che mi ha dimostrato molto attaccamento alla causa, molto attaccamento alla maglia e molta volontà di voler far bene, nonostante le sue indecisioni. È un giovane che ha delle potenzialità. Sfruttiamolo, sfruttiamolo. Detto questo, concludo dicendo che la salvezza del Cagliari, a discapito di quello che il risultato avrebbe potuto dire in caso di convalida del gol, il 4-3-1-2 non è il modulo salvezza del Cagliari. Smettiamola di campare di ricordi. Non significa che se il 4-3-1-2 ha fatto le fortune del Cagliari, allora vuol dire che il Cagliari deve giocare con quel modulo. Perché se no l'Olanda ancora giocava col calcio a tutto campo. Vedevi 11 giocatori che andavano a prestare il portatore di palla. Ma non è così che funziona. Le situazioni si evolvono, ok? Il modulo è soltanto una cozzaia di numeri, sono i giocatori in campo che devono essere capaci di far funzionare un determinato modulo. Ma non è che ci si deve basare sul modulo, ci si deve basare sui giocatori. E non sempre i giocatori che si hanno possono essere funzionali al Cagliari. Non guardiamo questo 4-3-1-2 come il mantra. Ci sono tantissime altre opzioni che ci possono piacere di più e ci possono piacere di meno. Come per esempio a me non piace per niente la difesa a 3. Io sono uno di quelli che detesta la difesa a 3, ma se si hanno dei giocatori funzionali per avere quel tipo di difesa, ben venga la difesa a 3. Si può dire che ci piace o che vi piace di più il 4-3-1-2, ma smettiamola di raccontarci cazzate dicendo che la salvezza del Cagliari è questo 4-3-1-2, perché non è così. Detto questo, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!